maggior ragione in momenti come questi, che riguardano la più grande crisi economica che il mondo conosca da 80 anni a questa parte, vuole costruire una rete di protezione, vuole costruire proprio una rete di solidarietà, una rete che sia capace di garantire, di mettere in sicurezza chiunque, che non faccia sentire nessun malato, nessun portatore di un bisogno, nessuna famiglia sola con un'esigenza. E si può fare perché abbiamo un bilancio risanato, perché abbiamo delle nuove risorse, perché abbiamo messo legna, come si diceva, in cascina, e quindi anche in momenti di difficoltà, in momenti di freddo come quelli che stiamo vivendo e che verranno certamente anche nei prossimi mesi, li possiamo affrontare. E quindi molte grazie davvero per il lavoro che fate con tutti questi pazienti, grazie per essere una parte preziosa e importante del sistema sanitario e sociale.